avevano sostenuto il referendum per l'autonomia del Veneto, sono pronti a sostenere l'impegno chiesto dalla nostra emittente a tutti i candidati alle elezioni politiche a sostegno della volontà espressa da 2.300.000 veneti. Sottoscrive il documento il direttore del Conservatorio Pollini, Leopoldo Armellini, candidato a Padova all'uninominale al Senato. Lo firma anche l'ex direttore della CEDEM, Maurizio Motta, candidato all'uninominale a Padova alla Camera. La prima a farlo è stata Francesca Betto, candidata al plurinominale e all'uninominale nella Bassa. Noi, come rappresentanti del Movimento 5 Stelle, ci impegniamo affinché questo cammino di intesa, di programmazione verso l'autonomia più ampia possibile del Veneto venga portato a termine. Autonomia vera significa realmente cambio di mentalità da parte dell'apparato regionale. E già qui forse ci vorrà una generazione di tempo per riuscire effettivamente a raggiungere gli obiettivi. Roma e la politica, i tavoli li devono aprire con quelle regioni che hanno messo in condizioni il Veneto e la Lombardia in particolare a volere un'autonomia che più che un'autonomia fine a se stessa è un'autonomia di difesa del proprio mestiere, del proprio lavoro, delle proprie ricchezze. Per l'autonomia anche il consigliere comunale Simone Borile. È fondamentale anche che il Veneto recuperi, acquisisca dignità, autonomia, indipendenza e controllo. È giusto che ai veneti venga riconosciuta quell'autonomia, quel lavoro serio e responsabile che ha sempre caratterizzato il popolo veneto. Lavoro aperto per i candidati. Pronto a impegnarsi sul fronte dell'internazionalizzazione delle imprese. Motta, forte della sua esperienza nelle relazioni con la Federazione Russa, al lavoro perché casi come quello ben noto del Conservatorio Pollini, ospitato da mezzo secolo in una struttura fatiscente, non si ripetano più. Armellini, già consigliera comunale a Padova, pronta a portare gli interessi della città, Francesca Betto.